Amiche e amici, buonasera, benvenuti alla puntata numero 24 di Mani e Fuori, la trasmissione di TV7 Triveneta interamente dedicata al volley. Vedete alle mie spalle una lavagna, perché questa sera sarà una serata anche di calcoli, perché la straordinaria impresa della FIDIA domenica scorsa a San Giustino ha riaperto tutti i conti e tutti i giochi di un campionato che per certi versi sembrava chiuso. Invece siamo qui stasera a raccontare, a preparare la grande sfida di domenica prossima alle 18 al Palla Fabris con Roma, una sfida che potrebbe davvero decidere il campionato. Lo faremo con tantissimi ospiti, ma il primo applauso come sempre è per la squadra giovanile ospite questa sera che è l'Astra Volley. Fatevi un applauso ragazzi e benvenuti negli studi di TV7 Triveneta. Come vi dicevo, molti gli ospiti di questa sera, avremo davvero tantissime cose da vedere, calcoli da fare, ma io vado a presentare gli ospiti del nostro parterre de roi. Il primo è Emanuele Cricca, centrale della FIDIA Padova. Ciao Emanuele, grazie di essere venuto. Quando ci sono le puntate che contano, nei momenti di difficoltà, ma anche nei momenti in cui bisogna dare una scossa alla squadra, io chiamo sempre Sandro Camporese, team manager della FIDIA Padova, che è un po' senza voce. Sì, come mai? Non si può dire. Domenica hai un po' esagerato. Un poco. Ecco, un poco. E un'altra persona senza voce, non perché fosse a San Giustino ad esultare, ma perché nella settimana forse più dura e più densa di lavoro del campionato si è beccata una bella influenza. La segretaria generale della FIDIA, Stefania Bottaro. Buonasera, ciao Stefania. Massimo, buonasera a tutti. Ce la fai? Ce la faccio. Ce la fai, fino alla fine? Roger. Ok, perfetto, benissimo. È un amico, è un collega, viene sempre a fare il punto della situazione preciso. Massimo Zilio del Gazzettino, ciao Max. Ciao, grazie. E ho voluto invitarlo questa sera perché, lo dico sempre, lui è uno etrino, c'ha tantissimi incarichi, è qui come socio della Pallavolo Padova, ma io lo devo sempre ringraziare perché se ogni settimana abbiamo qui una squadra ospite, una bella squadra ospite del Comitato Provinciale FIPA di Padova, il merito è di Alessandro Bastianello. Ciao Alessandro. Grazie. E grazie che mi dà una grandissima mano da questo punto di vista, lo voglio davvero ringraziare pubblicamente. Però devo cominciare questa puntata con un ricordo di una persona, di un amico della pallavolo che purtroppo non c'è più, che è scomparso sabato sera a soli 37 anni in una partita di pallavolo come non doveva accadere. E invece purtroppo è accaduto che Vigor Bovolenta, appunto a soli 37 anni, con 4 figli, di cui 2 gemellini molto piccoli, purtroppo il suo cuore ha smesso di battere durante una partita proprio di pallavolo. Forse era il destino di questo ragazzo che abbiamo conosciuto tutti, che è veneto, di Taglio di Po, e che quindi a cui siamo tutti particolarmente affezionati. Io, Sandro, ho un ricordo di Vigor, ognuno in questi giorni ha detto la sua. Io ne ho uno, se vuoi, molto molto semplice, ma io me lo ricordo che ogni volta che veniva al Palasport San Lazzaro, ai tempi, era l'unico che non si asciugava i capelli dentro al Palasport, ma usciva con il suo phon, attaccava la spina sotto al bancone della tribuna stampa e si asciugava e chiedeva a me e agli altri colleghi quali erano le percentuali. Ho questo ricordo di Vigor Bovolenta un po', ripeto, un po' particolare, ma certamente è stata una notizia che ha scosso tutto il mondo della pallavolo, perché è arrivata in un momento così, in cui proprio nessuno se l'aspettava. Queste sono le sue immagini, ha giocato una vita in nazionale, ha giocato in tantissime squadre. Eccolo qua, vogliamo ricordarlo così con il suo pizzetto e con la sua grande grinta. Un applauso per Vigor, per quello che ha dato alla pallavolo italiana. C'è anche questo in una settimana che invece, come vi dicevo, è stata di grande festa per la FIDIA, perché il successo di domenica scorsa a San Giustino per 3-0 ha davvero riaperto tutti i giochi. Tutti davano per spacciata la squadra di Paolo Montagnani, così non è stato. E vediamo subito allora il quadro completo dei risultati dell'ultimo turno e poi cominciamo a commentare questa partita e la classifica. Prego la grafica. Eccoci qua, Tonno Callipo che perde al quinto set in casa con Modena, Trento che vince 3-1 a Verona, Cuneo che perde in casa con Piacenza 3-2, successo di Belluno, molto bello su Macerata per 3-1, clamoroso ma per certi versi anche no, visto che Latina ha ormai staccato la spina, scusatemi la rima, successo di Ravenna per 3-2 in casa dell'Andreoli, successo dell'M Roma Volley in casa con Monza per 3-1 e come vi dicevo, vittoria per 3-0 splendida della FIDIA Padova a San Giustino con l'Energy, per una classifica che andiamo subito a vedere. Eccola qua, la classifica. E sai cosa ti dico, Sandro? Che stavolta parto dalla parte bassa, anziché partire dalla vetta partiamo dalle zone calde. Ravenna a 12, FIDIA 26,
Energy San Giustino a 27, Marmilanza Verona a 28. Ci fermiamo qua, il resto ognuno se la può leggere e farà le sue considerazioni perché ci dobbiamo concentrare su questo. Sei d'accordo, Sandro? Sicuramente sì. Quindi vediamo un po', quindi partiamo dalla partita di domenica scorsa perché è stata davvero la partita della svolta. Emanuele, l'avete preparata nei minimi particolari, io credo che abbiate giocato molto bene in campo, ma che anche tutto lo staff e voi chiaramente l'abbiate preparata molto bene anche tatticamente, almeno questo ho avuto l'impressione di vedere per TV. Sì, devo dire che come ogni partita viene preparata comunque con perizia da parte dello staff, anche i giocatori stanno attenti alle indicazioni. È logico che in queste partite, oltre alla preparazione della partita, c'è anche la tensione legata al risultato e quindi tutto quanto è più difficile, anche magari le cose semplici hanno più peso. E quindi... Però io ho avuto l'impressione che proprio certe scelte a muro, certe scelte in difesa forse sono state più evidenti in questa partita, perché dopo magari c'è la partita in cui fai certe scelte e ti va male, e la partita in cui fai certe scelte e ti va bene. Qui ne avete azzeccate molte secondo me. Sì, è stata una buona partita, soprattutto dei nostri laterali che hanno, soprattutto in attacco, hanno avuto delle percentuali stratosferiche, quindi forse anche questo ci ha aiutato anche nella fase poi di breakpoint a muro. Ecco. Sandro, come hai vissuto questa partita, a parte la voce? Ma diciamo che eravamo su un campo veramente molto difficile, un pubblico che come si vede dall'immagine è molto vicino ai giocatori, per cui siamo stati dal mio punto di vista veramente, veramente bravi a non pensare a quello che era il pubblico. Una nota particolare all'inizio della partita avevamo parlato con Tiberti e abbiamo detto guarda che se per caso vinci la monetina iniziamo già subito un attimino a scaldare gli animi, prendi il campo dall'altra parte dove c'erano i tifosi, tanto è vero che quando poi abbiamo vinto, abbiamo scelto il campo dall'altra parte, i tifosi di Perugia erano un po' arrabbiati e comunque anche quella secondo me ha servito perché comunque abbiamo giocato solo un set dalla parte dove c'erano questi tifosi. Emanuele te lo può dire, andare in battuta con la gente che era vicino, con le trombe che te le mettevano. Lui è furbo perché batteva da zona 5 e poi tra l'altro ho messo insieme un contributo, lui si spostava dall'altra parte, Manu, è così, sì, no? Sì, ci sono i tifosi che urlano dietro, quindi è Mi ricorda bello. qualcosa Max, il tifoso che urla dietro? Tu hai qualche ricordo? Sì, qualcosa. Di qualcuno? Ne abbiamo visti. Ne abbiamo visti qualcuno in passato, Sandro. Tra l'altro quindi preparata anche nel lancio, nella scelta Sì, preparata tatticamente anche nella monetina. Fin proprio prima dell'inizio della partita. No, ma in effetti Max è stata una partita, ha detto bene Cricca, i due, sia Simeonov che De Marchi, Schwarz forse un po' meno, ma sicuramente De Marchi e Simeonov su percentuali straordinarie. No, le percentuali, io non ho visto la partita perché tra l'altro ero con Sandro Bastianello alla finale dell'Under 16 provinciale, poi ne parleremo dopo, quindi, però ero informato sempre ovviamente in tempo reale e poi vedendo i tabellini la cosa impressionante è le cifre con cui ha chiuso soprattutto Cico, anche Vincenzo, però magari tra virgolette con Vincenzo ci siamo quasi abituati, invece Cico ha veramente fatto un'ottima partita, soprattutto in una situazione molto, molto complessa come era quella di San Giustino, sia dal punto di vista ambientale sia poi dal punto di vista dell'importanza del risultato. Anche perché, se posso dire, molto spesso questa squadra era stata, diciamo così, tacciata di non giocare bene le partite che contavano e di giocare meglio magari quelle più scontate, più tranquille. Questa volta ha dato un po' una conferma negativa di questa teoria ed è stato molto importante averla in questa occasione, secondo me. Tra l'altro, ecco, non so se è stato per questo, non credo, ma i numeri di Cico De Marchi hanno convinto Mauro Berruto, e questa è un'altra notizia proprio di oggi che mi piace dare questa sera, hanno convinto Mauro Berruto a inserire Francesco De Marchi appunto tra i 25 della nazionale, quindi penso che un applauso anche a Cico che va in nazionale per la prima volta e a cui ancora una volta Stefania, uno di Padova che lì con la maglia azzurra fa sempre un bel effetto, no? Il nostro Nigno de Agna. Non so se si è sentito, ma il Nigno de Agna è bellissimo. Sì, sì. Ale, tu come hai vissuto? Domenica eri anche tu a vedere chiaramente la finale, sì. Però mi hai chiamato subito dopo, quindi immagino che... Domenica dopo, partita registrata a casa, rivista, forse è stato meglio così ho sofferto meno. Non che ho sofferto meno alla finale, ma insomma dai, comunque sono molto, molto contento, anche perché neanche Agatha Christie poteva prevedere un finale di campionato così messo bene, poi con tutte. Adesso poi vedremo anche le combinazioni possibili. 3 settimane fa, se ti ricordi, eravamo in palestra assieme col computerino, certo. Facevamo i conti, eravamo mezzi disperati, Cui sì. San Giustino tra l'altro nel giro di ritorno in casa è stata travolgente, per cui è una partita
che mi ha sorpreso molto positivamente. Ha fatto molto bene San Giustino nel giorno di ritorno. Ecco, questa è un'immagine bella che vediamo, in cui vediamo proprio i tifosi, come diceva Cricca, con la tromba che praticamente suonavano, no, in questo caso ha funzionato. In questo caso ha funzionato, sì. Però prego la regia di preparare, appena è possibile, un contributo, perché le partite, si dice spesso, no, Sandro, che si decidono negli episodi, nelle piccole cose, specialmente quando tu vinci 2-7-23 e 1-21, a fare la differenza sono le piccole cose. Sì. E una piccola grande cosa è stato il turno in battuta di Emanuele Cricca sul 23-22 del secondo set. Cricca adesso non me ne voglio, ma non è che è un battitore al salto di quelli che fanno faville, lui ha il suo jump float, però ogni tanto, eccolo qua. Allora, 23-22 per San Giustino, batte, e già qui in difficoltà, vedete, nera la ricezione. Facciamo un po' di telecronaca più o meno in diretta, e qui c'è il contrattacco, poi qui c'è, se non sbaglio, un fallo di doppia, o forse no. Ah no, c'è un bel muro di Gonzalez e si va a 23 pari. E attenzione, perché su 23 pari, tac, che Cricca ti caccia l'ace. Manu? Cioè, voglio dire, no? Cioè, si decidono anche così le partite. Sì. Le partite e anche i campionati. E anche i campionati, appunto. Era un momento, diciamo, importante. Sono stato bravo, quindi mi faccio i complimenti da solo. Veramente, è stato, in quel momento lì è stato... Bravo e fortunato, perché ci vuole anche sempre la componente di fortuna. Però intanto, insomma... quel momento lì, ecco che rivediamo. È anche una gran bella battuta. Sì, è andata proprio a 20 centimetri dentro, in zona di conflitto. Zona di conflitto, e quindi bene. Sandro, però so che ha un piccolo retroscena su questa battuta, non so se Emanuele lo sa, però adesso vediamo. Sul fatto di Emanuele era successo che nel primo set avevamo cambiato l'americano con imbattuta Koshikawa. Ad un certo punto del secondo set Paolo mi dice: prepara il numero di Koshikawa che entra quando Hein va in battuta. Quindi doveva entrare Koshikawa al posto di Hein. In battuta. Ad un certo punto è successo che nelle fasi di gioco Hein non era stato molto presente a muro nelle fasi centrali, appunto, della partita. Viene là e mi fa: togli via, mettiamo dentro Cricca. Ma mi avevi detto no, fa Cricca subito. Parla con Roche, dice: cosa facciamo? Subito. Allora chiama Cricca dentro subito. Ma se non sbaglio devi aver fatto anche un muro nell'azione quando sei entrato al centro. No, secondo me è entrato in battuta lui. Dopo. No. Se è entrato per l'attacco, poi abbiamo fatto cambio. Lui è entrato per l'attacco quando era in prima linea. È entrato in prima linea. In teoria dovrebbe... fatto un muro Javi. Ecco, però doveva andare... Hai fatto 2 punti nel giro di pochi minuti. Tu pensa che, vedi, delle volte si indovina, perché magari va in battuta Cricca, sbaglia... Vabbè, lo sappiamo, ma lì funziona così. No, però è importantissimo, perché secondo set andavi sull'1 pari, loro hanno 23-22 per loro, sull'1 pari, vuol dire, poteva cambiare completamente il volto della partita, del campionato. Se non sbaglio erano 23-22 per loro, lui ha fatto 23 pari con la prima. Ma guarda che se non sbaglio... 23-21 23-21. O 22-19, 22-19, 23-21. Queste sono le... Eccola qua, la rivediamo ancora una volta, perché se il campionato della FIDE finirà come tutti ci auguriamo, è bello vedere che il 25esimo. Il 25esimo, ecco, prego la regia, se può, sempre di questo, magari con calma, sempre di questo secondo set, fare andare le immagini anche del punto successivo. Intanto noi torniamo a chiacchierare qui in studio. Nella seconda parte parliamo di tabelle, Max, ma ti aspettavi sto finale qui o... Ma allora, se me l'avessero chiesto all'inizio del campionato forse sì, però dopo a un certo punto, io credo, non per fare quello pessimista, però dopo qualche partita, in particolare secondo me dopo la partita di Vibo, credo che insomma si potesse pensare al peggio. Invece alla fine, appunto, con 2 partite importanti, 2 vittorie... Scusa, ecco il 25esimo punto, se ho interrotto, ma c'è questo muro sulla pipe, ecco, che ha chiuso il semenzato. Appunto, sono stati bravissimi i giocatori e lo staff e tutta la squadra a riprendere in mano un po' una situazione che poteva sfuggire un po' di mano. Secondo me, appunto, probabilmente ci si poteva attendere un campionato del genere per la Fidia all'inizio della stagione. Sicuramente lo sviluppo del campionato è stato molto incerto, e tra l'altro San Giustino è una squadra che forse non poteva essere lì. Verona a un certo punto della stagione sembrava che potesse non essere in quella situazione. Insomma, le cose sono cambiate molto durante questo campionato. Magari se andiamo a riprendere una delle trasmissioni dell'inizio, guardiamo che facciamo i conti su Roma e Piacenza, certo, che adesso sono da tutt'altra parte. Sì, assolutamente. Sandro, però è stato importante, secondo me,
anche la tranquillità con cui è stata affrontata questa trasferta. Tu che ti occupi dell'aspetto anche logistico, come è andata? Ci vuoi raccontare qualcosa? No, guarda, io devo essere sincero, devo ringraziare prima di tutto la società, perché ad esempio la trasferta ad esempio di Perugia non si è lesinato nel senso sul niente, nel senso, viste le condizioni fisiche che avevamo di certi giocatori come Simeonov, come Semenzato, come Gonzales, abbiamo portato via 2 fisioterapisti, è venuto via il preparatore atletico Dall'Ozzo, per cui abbiamo avuto tutto quanto lo staff al completo a Perugia, ha potuto lavorare con tutta tranquillità, è riuscita a mettere in campo i giocatori in maniera perfetta. E secondo me alla fine si è visto effettivamente i risultati sono stati che la squadra veramente dal punto di vista fisico in questo momento secondo me siamo una delle prime in assoluto, perché dal punto di vista fisico i ragazzi stanno benissimo. Anche i 2 piccoli infortuni che hanno fatto un po' tremare tutti davanti alla TV domenica, mi riferisco al colpo che ha preso Gonzales dopo l'invasione di Rauerding, non ricordo, comunque di un giocatore di Urnaut, scusa, e poi la presunta distorsione che invece era un crampo di Zingaro, mi pare che siano sì, perché non so se si vede nelle immagini televisive, Zingaro addirittura 4-5 minuti prima a un time out aveva fatto lo stretch del legamento perché aveva sentito tirare i muscoli. Per cui poi comunque tutto è rientrato. Sì, stanno tutti quanti bene, si stanno allenando. Sono allenati anche stasera, per cui non c'è assolutamente problema. Ci fermiamo qui per la prima parte, nella seconda parte cominceremo invece ad affrontare quella che è la marcia di avvicinamento, ma ormai mancano davvero poche ore alla partita di domenica, vedremo tutte le combinazioni possibili affinché la Fidia possa eventualmente salvarsi, e parleremo anche di quella che è la corsa al biglietto con Stefania Bottaro, a tra poco. Ed eccoci qua per la seconda parte di Mani e Fuori. Abbiamo visto quello che è successo domenica a San Giustino nella partita che ha riaperto il campionato della Fidia, ma adesso cominciamo ad analizzare quello che potrebbe succedere domenica, in cui, come vi dicevamo, si parte da una situazione che ho intanto ricordato qui alle mie spalle. Eccola qua, questa è la situazione che abbiamo tutti bene in testa: Verona 28, come vedete, San Giustino 27 e Padova 26. Quindi cominciamo a fare dei calcoli. Allora, innanzitutto Padova deve vincere, questa è la prima discriminante da cui non si può. No, potrebbe fare anche 2 punti, caro Max, adesso ti apro tutte le... Allora. Sentite i calcolatori come sono partiti? Sentite il rumore? Prima però diciamo con chi giocano le squadre, perché è la cosa più importante, allora, è sapere... Non mandiamo il prossimo turno, che è troppo complesso, ma diciamo che Verona gioca a Macerata, ok? Quindi Verona gioca a Macerata, attenzione perché Macerata è in lotta per il secondo posto. Il secondo posto vuol dire evitare Trento il più lungo possibile. E soprattutto avere l'eventuale bella della semifinale playoff scudetto in casa, quindi Macerata è fortemente motivata, ecco, mettiamola così, ok? Quindi Verona a Macerata. San Giustino a Piacenza con la Copra che è in un grande momento, però potrebbe avere qualche magari stimolo in meno, cioè non è lì con l'acqua alla gola, anche se è in lotta per il 5/6 posto. Padova invece gioca con Roma. Roma si è salvata domenica scorsa battendo 3-1 Monza, che è un po' in disarmo, e quindi tutti sperano, Sandro, che non venga qui col coltello tra i denti. Quindi questa è la situazione, ti è chiara? Perfetto. Chiarissima. Allora, a questo punto bisogna vedere chiaramente quali sono le discriminanti. Padova non può basarsi solo sulle proprie forze, perché chiaramente deve recuperare e quindi deve sperare che gli altri facciano qualcosa di meno, però deve assolutamente vincere, perché la prima discriminante in caso di arrivo alla pari, è il numero di vittorie. Okay? Padova in questo momento ne ha 8, San Giustino e Verona ne hanno 9, quindi per arrivare a mettersi tutti alla pari, Padova dovrà vincere. Spero di essere il più chiaro possibile. Max, tu interrompimi. Allora, se Padova vince e scavalca Verona o San Giustino nei punti, siamo a posto. Siamo a posto. Tipo, e questa è la cosa facciamo un esempio. Padova fa 3 punti, va a 29, Verona perde 3-1 o 3-0 a Macerata, San Giustino perde 3-1 o 3-0 a Piacenza, Padova è salva e le calcolatrici ce le teniamo in tasca. Playoff. Playoff, e si va al playoff, poi spieghiamo anche eventualmente la formula del playoff. No, per scaramanzia non la spieghiamo. Sandro, cosa mi dici? La cosa si complica se dovesse, ed è una cosa secondo me abbastanza probabile, arrivare a pari punti. A quel punto, a pari punti, a parità di vittorie, sarà il quoziente 7 a decidere chi rimane in A1 e chi rimane in A2. Cos'è il quoziente 7? È il rapporto tra i 7 vinti e i 7 persi. Bon, Max?
Chiarissimo. Vado bene fino adesso? Sì, ho capito perfino io. Quindi potrebbero succedere varie cose, adesso non le sto a dire tutte, però per esempio, facciamo un esempio Quale esempio vuoi, Max? Allora, arrivano tutte e tre a 29. Ecco, questo non ce l'ho. No, facciamo con Verona. Facciamo con Verona. Ce l'ho io. Ce l'hai tu. Allora, facciamo con Verona. Vai Sandro. Tutte quante a 29? Sì. Allora retrocede Verona e ci salviamo noi San Giustino. Sì, concordo. Io l'ho fatto su Verona e su San Giustino direttamente. Perché noi raggiungiamo con le vittorie Verona, però in qualsiasi punteggio, sia che facciamo... noi arriviamo con un quoziente di 0,1, 0,2 migliore rispetto a Verona. Guarda, ti do un numero in più, Sandro, ti do un numero in più e giro la pagina, perché adesso vediamo di non fare dei danni. Pensate che se per caso, e questo per dirvi come si deciderà questo campionato, perché è davvero incredibile, vai con la calcolatrice, se per esempio, e questa è abbastanza clamorosa, Padova dovesse vincere 3-2, ok? E Verona, dico Verona, poi vediamo che San Giustino, dovesse perdere 1-3 a Macerata, diciamo due risultati, possiamo dire probabili, Manu? Sì, probabili. Stiamo adesso poi i gesti scaramantici fateli, tanto non siete inquadrati, per cui non c'è problema. In questo caso qua, sapete come va a finire? Va a finire che Padova, guarda con le freccette Max, che spettacolo, Padova avrà un quoziente 7 di 0,672, ok? E Verona avrà un quoziente di 0,661. Cioè, non so se vi rendete conto, ma stiamo parlando di 1/100 di punto. Quindi la salvezza, per quello vi dicevo, serve la calcolatrice, e questo è un caso. Ce ne sono altri, ma come ha detto Sandro, in caso di arrivo in parità con Verona, con vittoria di Padova, Padova sarà sempre messa meglio di Verona, quindi si salverebbe Padova. Posso farti un altro caso che secondo me è probabile? Vittoria di 3-2 per Padova e sconfitta 3-2 per San Giustino, quindi arrivo a pari punti in quel caso lì. Con San Giustino? Ecco, con San Giustino invece Padova è penalizzata, perché senza che adesso stia qui a rifare tutti i conti, se Padova vince 3-2 e quindi va a 28 e San Giustino perde 3-2 e quindi va a 28, stesso numero di vittorie, stesso numero di punti, San Giustino avrà un quoziente 7 di 0,68 e Padova 0,67, 1/100. Quindi in caso di arrivo alla pari ci sarà 1/100 che deciderà, che è, Manu, incredibile secondo me. Però Verona, in quel caso lì... Però Verona, io adesso infatti sto facendo il testa a testa o Padova o San Giustino, bisognerà vedere Verona, è molto complicata la cosa, però per dire che Padova con Verona è sempre messa meglio, ok? Però Verona ha un punto in più. No, siamo messi meglio Max, ma l'importante è che Verona però non vinca. Ah certo, assolutamente. Se Verona vince, Verona scappa via, perché va a 30 e Padova non può più fare la corsa. Può andare anche a 29 massimo, però sempre si porta dietro la vittoria, arriva a 10 e noi siamo a 9. Esattamente, è il numero di vittorie che fa la differenza. Quindi non può andare a 29. Sì, se vince 3-2. No, perché a 28, vincendo va minimo a 30 e per noi è raggiungibile. Sì, comunque sì, va a 30, esattamente. Quindi per dirvi che comunque... Torno sulla classifica perché più che il quoziente 7, secondo me la classifica, come vedete, bisognerà assolutamente recuperare qualcosa con la vittoria. E a quel punto il quoziente 7, lo dico ancora una volta, ci premia con San Giustino, premia con Verona, scusate, non ci premia con San Giustino. Per dire che, Ale, si gioca... ci sono veramente tantissimi casi che poi potrebbero entrare, perché Padova potrebbe perdere 3-2 e San Giustino perdere 3-1. È un altro caso che... No, numero di vittorie, discriminante numero di vittorie. No, allora è fondamentale, questo lo voglio dire per tutti i tifosi, perché domenica mi auguro che arriveremo al momento di dover conteggiare, perché vuol dire che la Fidia avrà vinto in quel momento. È fondamentale che Padova vinca, non c'è nessuna altra possibilità di salvezza che non passa attraverso la vittoria, perché è il numero di vittorie la prima discriminante. Spero di essere stato più chiaro possibile. Se Padova fa 2-3 e becca San Giustino a 27, abbiamo una vittoria in meno. San Giustino ha 9 vittorie e noi 8. Quindi ecco, questa è la differenza. Quindi bisogna vincere con qualsiasi punteggio e poi iniziare a fare i conti. Ma in ogni caso sarà 1/100 di punto
a fare la differenza. Ecco, chi ha imparato tutta questa cosa e ha capito tutto avrà lo sconto, penso. Avrà uno sconto e adesso ti ringrazio Max dell'assist, parliamo proprio di biglietti, perché chiaramente questa partita, che è la partita dell'anno, Stefania, non è che verranno 1000 persone a vederla, No, credo. no, non verranno 1000 persone, abbiamo anche ampliato la capienza in deroga del Palafabris, quindi speriamo veramente di avere... Quindi da 3.000? Da 2.999, cioè 3.000 persone, a quasi 4.000, 3.916. Per cui noi aspettiamo veramente un grande pubblico, anche perché l'anno scorso abbiamo ottenuto questa categoria fuori casa, quindi io spero vivamente che la posta in palio è esattamente la stessa, che tutta Padova venga, perché ci vuole tutta Padova per battere, credo, mezza Roma. Mezza Roma. Questa secondo me Sandro se l'era preparata. Però, Questa era bellina. Questa mi è piaciuta. Stiamo attenti che abbiamo un nemico in casa. Esatto. Attenzione, esatto, io pregherei la regia perché il vicepresidente dell'Astra Volley, questa sera, non so se casualmente o meno, no, il buon Silvano Doro si è messo un gilet con scritto Roma. Ma l'hai fatto apposta? No. È stato un puro caso. Quindi puoi tenerlo sempre nascosto. Aspetta, guarda, ti facciamo un primo piano lì e poi hai nascosto completamente. Eccolo qua. Vabbè, insomma, prendiamolo di buon auspicio come scaramanzia, no? Siamo sportivi. Sì, assolutamente. E Stefania, allora vogliamo dire qualcosa anche per i biglietti? Perché allora, abbiamo detto che speriamo che il Palasport sia strapieno, questo ce lo auguriamo tutti. Tra l'altro portate i bambini, perché abbiamo ordinato 4.000 bandierine, 4.000 trombette, 4.000 manine, ci saranno delle bellissime coreografie, quindi portate tutta la famiglia, perché saremo veramente in tanti, sarà una bella festa, perlomeno noi facciamo quello che possiamo. Esatto. Che lo sia. Vogliamo dire allora, per i biglietti avete fatto una promozione, certo. Spiegaci gli orari, le prevendite. Benissimo, la prevendita è iniziata mercoledì, quindi mercoledì, oggi stesso, in questo momento c'è prevendita al Palafabris, domani tutto il giorno dalle 9 alle 16 in sede, dalle 18, CO Stadio Euganeo ovviamente, sì. Dalle 18 alle 20 Palafabris. L'abbiamo tutto il giorno praticamente, dalle 9 alla mattina alle 4 del pomeriggio allo stadio e poi dalle 6 alle 8 al botteghino del Palafabris. L'abbiamo ulteriormente, viste le molte richieste, allargata anche a sabato mattina Palafabris 10-12. Dopodiché uno può trovare il biglietto, uno può trovare il biglietto dalle 16 di domenica allo sportello. Però se viene prima? Se viene prima, anziché pagare l'intero 10 lo paga 7. E anziché pagare il ridotto 7 lo paga 5, con in omaggio, fino ad esaurimento scorte, la t-shirt I Love Pallavolo Padova, perché vogliamo colorare il palazzetto. A proposito di t-shirt Pallavolo Padova, in maniera furtiva chiedo alla regia se me ne può intanto far passare una, così la facciamo anche vedere e invogliamo magari... Alessandro, come società state facendo uno sforzo enorme comunque in questo momento. C'è stato fin dal lunedì un battaggio da tutti i soci per... Io prendo le trombette, io le magliette, io le bandierine, questo, quindi per creare questa coreografia, per stringersi tutti quanti attorno alla squadra. L'entusiasmo è tanto, chiaramente i soci che sono soci tifosi passano dallo scoramento di 2 settimane fa all'entusiasmo. In effetti, un po' tutti credo, siamo passati. All'entusiasmo attuale, adesso siamo pronti a riversarci tutti quanti in campo e ecco, è arrivata la maglietta. Mi avete inquadrato. È arrivata la maglietta e secondo me, ritornando alle classifiche, ai punteggi eccetera, non ci sono da fare tanti pensieri, i ragazzi sanno di andare in campo, spaccare tutto. Loro devono fare pochi conti, guarda, la cosa bella di questa partita è che loro non devono far conti. Spaccare tutto, io sono strasicuro che Macerata e Piacenza faranno il loro, giocheranno al massimo delle loro potenzialità e quindi alla fine facciamo i conti, se tutto va come Padova gioca come ha giocato a San Giustino, se la può giocare con tutti. Io l'ho rivista, non l'ho vista in diretta, l'ho rivista dopo, io ho visto una squadra di una concentrazione spaziale, forte in tutti i fondamentali, veramente dura batterci se giochiamo così. Quindi vediamo Roma come viene, Roma sappiamo che ha dei signori giocatori. Assolutamente, è vero che potrebbe avere meno stimoli, ma quando tu hai in squadra gente però sai, tu vai sul palazzetto, lo vedi strapieno, fa la figura del pollo, non ti va. Assolutamente. Quindi te la giocherai, io penso che Roma non venga qua per regalare. No. Anche perché a proposito di feste preparate, Sandro, mi raccontavi che a San Giustino avevano preparato qualcosina, no? In effetti avevano preparato sì qualcosa. È rimasto in frigo, diciamo. Ma direi che era veramente aperto, ma avevano preparato
scusate, 2 pullman, avevano preparato un catering per festeggiare. Per fare cosa? Per girare per il paese con la squadra. Sì, avevano preparato tutta una coreografia, e queste cose qua secondo me non si fanno. Non si dicono non si fa. Van bene le manine, van bene le magliette. A proposito di magliette, adesso mi è arrivata, ve la faccio vedere, perché la maglietta che potrete, adesso mi cade la cartellina, che potrete avere in omaggio acquistando il biglietto in prevendita, quindi lo ripeto ancora una volta, domani, venerdì, ma anche sabato, perché noi abbiamo parecchie repliche, per cui anche sabato mattina dalle 10 a mezzogiorno potete andare al Pala Fabris, è questa qua, eccola, con una bella t-shirt, I love Pallavolo Padova, con l'obbligo, Stefania, di indossarla, no? Certo. Assolutamente, che bel primo piano del cuore. Eccolo qua. Con l'obbligo di indossarla e quindi di rendere il Pala Fabris il più spettacolare possibile, assolutamente. Manu, voi come state vivendo questa cosa? Cioè, perché è anche interessante capire come si è passati, no? Anche a livello di stato d'animo, come diceva Bastianello, da una settimana in cui sembrava tutto finito a una settimana in cui invece adesso, e anche qui facciamo tutti i gesti scaramantici che volete, in cui però magari le cose sembrano, no, più positive che per Verona che deve andare a Macerata, per dire. Ma diciamo che sono settimane particolari che si vivono intensamente, perché il campionato è gli sgoccioli, e ci siamo ripresi dopo una batosta che è stata, come dicevano prima, quella di Vibo. Vibo Valencia, abbiamo toccato secondo me proprio il fondo, si poteva vincere benissimo quella partita anche da 3 punti e siamo tornati a casa proprio con niente in mano e con una classifica veramente deficitaria. Invece in questo periodo diciamo che è tornato anche l'entusiasmo, un po' anche si vede un po' più la luce, perché è più a portata di mano questa salvezza, e quindi anche negli allenamenti questo spirito si vede. Quindi... Tra l'altro io ho visto, siete molto regolari fino adesso, più o meno, nel numero di punti conquistati, 14 nel girone d'andata e 12 fino adesso, ma potrebbero essere 14 piuttosto che 15, non lo so, ma insomma c'è un certo equilibrio anche di come avete distribuito, non è che avete fatto molto bene all'andata e molto male al ritorno o viceversa. Sì, diciamo che il nostro calendario nella fase iniziale è un po' più difficile di quella finale, infatti anche all'andata eravamo riusciti a raggranellare tanti punti nelle ultime partite, eravamo superato Verona anche all'andata e quindi sapevamo che poi queste partite c'erano anche al ritorno e le stiamo sfruttando nella maniera giusta. Anche contro Ravenna abbiamo fatto un'ottima partita, all'andata avevamo vinto solo al tie break, mentre in casa abbiamo vinto nettamente, quindi insomma... Tra l'altro, scusami, nelle ultime 3 partite, se non sbaglio, all'andata sono stati fatti 6 punti con 2 vittorie in trasferta e una sconfitta con San Giustino in casa, che poteva... certo. Comunque anche quella insomma, è stata una partita un po' particolare in cui Padova aveva dominato il primo set e poi si era un po' persa, per cui comunque nelle ultime 3 partite aveva fatto dei buoni risultati anche nel girone d'andata, assolutamente. No, pur avendo il fattore campo contro. No, volevo solo dire, in effetti si parlava prima all'inizio delle nostre defezioni che abbiamo avuto in questa fase centrale, però c'è questo da ricordare, l'allenatore lo aveva sempre detto, guardate che noi nelle ultime partite di campionato abbiamo le squadre le più abbordabili. Allora, come diceva prima Emanuele, abbiamo avuto un calendario che ci ha portato ad avere le squadre più forti all'inizio nella fase centrale. Se noi andiamo a vedere Verona in queste ultime partite dovrà incontrare. Qua veramente la fiducia da dove nasceva? Nasceva da questo fatto, quando noi dicevamo poi i conti non si possono fare, però effettivamente la partita clou era quella di San Giustino, per carità. No? Perché dovevi arrivare a questa situazione. Esatto, e poi hai la partita in casa, ragazzi, noi non ci siamo salvati, non abbiamo fatto ancora niente. Come ha detto Montagnani domenica, abbiamo fatto una semifinale, domenica questa abbiamo la finale. Certo. Ricordiamoci che potrebbe anche non bastare. Stefania, lo chiedo a te perché sei la più vecchia, non di età, ma di anzianità, di società. Ecco. Sapevo, avevo già l'accredito Max già tagliato a metà, era già sfregiato. No, voglio dire, una certa abitudine il pubblico padovano ce l'ha all'ultimo punto dell'ultima partita, con Roma. Cioè, qui ci sono i corsi. Io ricordo anche delle esultanze di qualche telecronista un po' sopra le righe in occasione di una partita con Roma. Chi era? Non so. Non sai? Non mi ricordo adesso. Io mi ricordo. Non lo conoscete voi? No, nemmeno io. Sì, le ricordo bene. Quella che a me rimane più dentro è Treviso. La prima. Perché Padova ha fatto 3 salvezze all'ultimo punto, 2 in trasferta, una a Treviso e una a Piacenza e una in casa con Roma. Per cui, corsi e ricorsi storici. In casa con Roma ricordiamoci che hanno avuto la palla del match ball per il 3-1 ricordo come fosse adesso. Con Coistra, se non sbaglio. Con Coistra. È stato un muro, ti ricordi? Murato di Giorgione De Togni.
Era De Togni o era il tedescone che avevamo? Allora, il muro del match ball è stato credo di Crom e il muro finale è stato di De Togni, chiaramente al centro, quindi Manu. Regolati, cioè il centrale deve tentare di fare l'ultimo punto. Per cui. Sì. Cerchiamo un po' di... Il muro di De Togni, lo ricordo anch'io. Sì, il muro di De Togni è stato assolutamente ha sbattuto sul pavimento con la mano 5-6 volte. Sono quelle cose che rimangono. Anche là ci è mancato veramente poco perché ha avuto la palla del 3-1. Ah sì, beh, sai, allora si è discusso a lungo della salvezza di Treviso, perché si disse che quella volta appunto Treviso mandò in campo, ed era anche vero, non la formazione migliore. Massimo, ma scusa, queste cose qua, allora, Trento che ha mandato in campo a Verona domenica. No, ma infatti Sandro, ragazzi, solo facendo la cronaca. Le società fanno quello che vogliono. Sì, no, ma per dire che quella lì uno poteva dire, ma c'era il famoso Capra, Max, che giocava, che poi non ha avuto un futuro, una carriera straordinaria, ma quella di Roma c'era un match ball, quindi lì insomma non è che puoi dire questi hanno giocato a perdere, questi hanno giocato a vincere. Quando hai il match ball in mano è un attimo che il pallone cada per terra, insomma non è che... Sì, tra l'altro loro, a Padova sarebbe bastato perdere, anche vincere 3-2 in quell'occasione lì voleva dire essere... Sì. In Champions, se non sbaglio, no? No, se Padova perdeva, anche, anche solo vincere 3-2, Padova sarebbe retrocessa comunque, quindi doveva vincere almeno 3-1 e Roma era 1-0 e avanti nel secondo set. Era ancora più complicata di questo. Io voglio chiedere ai ragazzi se hanno capito qualcosa dei numeri, perché voi siete under 16, quindi avete 14-15 anni, adesso chi è capitano? Eccolo qua, ti chiami? Giovanni, hai capito qualcosa di tutto quello che abbiamo detto fino adesso o no? Perché sennò chiudo la trasmissione e vado a casa. Che se il Padova vince può salvarsi. Questo già, e qui già ci siamo. E la storia del quoziente 7? Okay. Se sono a pari punti, il Padova è avanti in confronto al Verona. Ok, 0,1. Sì. Mentre è in svantaggio con il San Giustino. Ma ancora che vai a scuola domani. A posto. Un bel 7. Sono svegli questi ragazzi. Ma domenica venite voi alla partita o no? Dell'Astra Volley? Sì. Come sì? No, non avere esitazioni. Cioè, tu devi dire sono lì alle 4. Ci sono. Anche perché adesso avete finito il campionato. Sì, dai, abbiamo le regionali tra 15 giorni. Tra 15 giorni? Quindi adesso potete lanciarvi. Presidente, mi raccomando. Tutti a Paola. Cambi il gilet però, Presidente. Assolutamente, no, sono il vicepresidente. E tieni il microfono vicino. Sono il vice. Con il gilet differente. Vabbè. Tutti a Padova assolutamente domenica, perché credo che sia l'occasione della vita per il Padova. Direi di sì, anche perché passano sono quelle partite che poi rimangono, vedi che noi ricordiamo ancora. Noi vecchietti ci ricordiamo di quella. Però il cuore si indebolisce, per cui continuare a perpetrare questa finale, francamente comincia a stancare, il cuore è sempre più debole. Adesso non è la settimana giusta per dirlo, però vediamo un attimo di cambiare regime. Salvarsi sempre c'è troppa tensione, dici? No, salvarsi sempre l'ultima giornata è anche vero che adesso, per carità, anche qui tutta la scaramanzia che si vuole, però l'emozione che si prova in quelle occasioni penso che si possa provare solo in caso di vittoria dello scudetto. E non a caso, come diceva appunto Massimo, ce lo ricordiamo tutti e potremo andare indietro, ricordare il balletto di Lorenzetti. Adesso siamo tutti stretti e coesi attorno alla squadra. Quello che diceva Sandro è giustissimo. Quello che dispiace in questa stagione è forse aver visto in certe partite che la squadra proprio si è squagliata, tipo Vibo, come diceva, secondo me era un'occasione enorme per portare a casa la partita. E dopo vedi queste partite esaltanti dove praticamente non sbagliano la mancanza nulla. Di continuità, ci sta in una squadra che non è da primissimi posti, penso che siano un po' ma comunque a Vibo avevamo giocato una grandissima partita, non è che avessimo giocato male, è che mancati nei momenti determinanti, veramente dal 20 in poi, ma fino al terzo e anche al quarto set. Verissimo. Però la squadra ha giocato, la squadra c'era, io dico che infatti se guardi le percentuali erano tutte buone. Ma quest'anno la squadra secondo me c'era sempre, tranne forse qualche partita, la squadra si è sempre impegnata, ha giocato bene, c'è mancato quel pizzico. Ecco, queste che vediamo, Sandro, sono le immagini della partita dell'andata con Roma. Intanto vorrei sottolineare un attimo, quando si parla di Roma, di queste grandi città, vorrei sottolineare un attimo il palazzetto praticamente vuoto. Io c'ero.
Tu c'eri, e quindi c'ero a questa partita, ci saranno state credo 600 persone. Questo è il Palasport di Viale Tiziano, no Sandro? Sì, sì. Diciamo il vecchio Palaconi, ecco, per capirci. Devo dire anche la grande delusione della stagione Roma. Beh, eravamo l'andata però, Alessandro, ancora. Sì, sì, sì. Per dire, per no, come si è sviluppato poi tutto il campionato, rispetto ai nomi e all'organico che ha, sicuramente... Ecco, tra l'altro, guardiamo anche un po' avanti, perché vi dicevo prima della notizia di settimana scorsa della famiglia Gabbana, che sostanzialmente del proprio disimpegno dalla pallavolo, quindi Monza il prossimo anno, così come l'abbiamo conosciuta, non ci sarà più. Questa è una dichiarazione ufficiale della presidenza appunto dell'Acqua Paradiso Monza Brianza. Si vocifera, si parla che potrebbe essere la Chebanca Milano, che potrebbe quantomeno giocare certamente nel Palasport, nel Pala Iper, mi pare si chiami, di Monza, e poi bisognerà vedere se eventualmente ci sarà un mercato del titolo o via dicendo. Roma ha detto, Sandro, mezza Roma, poi anche qui dichiarazioni che chiaramente di questi tempi possono lasciare il tempo che trovano, ha detto che lui ci sarà anche l'anno prossimo, anche se ha detto che è stato folle quello che ha speso in questi anni per questa squadra senza avere nessun ritorno, ci sarà con una squadra fortemente ridimensionata in termini di budget, e ha già annunciato la cessione di Zaisev a Macerata. Quindi questo è il quadro. Poi abbiamo Belluno che non si sa che fine fa, quindi sta pallavolo non è che scoppia di salute come nessun altro sport, tra l'altro. Tanto è vero che la federazione, che doveva diramare un comunicato la settimana scorsa, dopo che la figlia di Gabbana aveva fatto queste dichiarazioni, lo ha un attimino bloccato. Tu parli per il discorso del numero di squadre. Doveva deliberare il fatto delle non retrocessioni dall'anno prossimo, cose di questo genere. Si è fermata e stanno ancora valutando, perché effettivamente non si conosce ancora l'entità di quali squadre potranno iscriversi l'anno prossimo, perché la situazione, oltre che nella 1, è anche nella 2, che è un po' deficitaria da quello che si sente. Anche perché credo, Sandro, noi parliamo sempre di Monza, si sa, di Belluno e di Roma, ma io credo che purtroppo ci possano essere altre situazioni che in questo momento sono nascoste, che in realtà non sono così, non voglio far nomi per non creare della... No, però, insomma, no, ma indubbiamente... Non credo che tutti gli altri scoppino di salute. Ma no, ma guarda, perché non è che si facciano nomi, ma la stessa San Giustino, se dovesse retrocedere, non so se effettivamente Sciurpa, con quello che ha speso quest'anno per fare la squadra, sia in grado ancora di poterlo fare. Io quello che non capisco, Sandro, e poi andiamo in pubblicità, è che come una società come Monza, che al 25 di marzo annuncia ufficialmente, quindi non credo che si siano svegliati la mattina per la sera, che l'anno prossimo non ci saranno più, come possono una società del genere aver fatto una squadra con un simile budget a luglio e aver preso Facundo Conte a novembre? Questo non lo capisco francamente. In effetti non capisco i giornalisti perché non abbiano fatto questa domanda alla presidentessa. Perché non è una squadra che è partita quest'anno con poche risorse, ha fatto una squadra con dei giocatori di primissimo piano, con dei contratti importanti. Con un allenatore importante che costa, un secondo allenatore che costa, un fisioterapista che costa, uno staff medico che costa. E poi a novembre sono andati sul mercato, quindi vuol dire che avevano intenzione a prendere un giocatore che noi sappiamo quanto costa. Certo. Allora, tu non puoi, fra le altre cose, il momento sbagliato, perché secondo me lei ha rovinato in un certo senso anche il campionato. Perché tu ad un certo punto la tua squadra deve andare a Roma e deve giocare al 100%. Certo. Li abbiamo visti come hanno giocato. E va bene, ognuno è libero di fare quello che vuole. Però ti dico, qualcuno dovrebbe chiedere, ma scusa, ma adesso tu chiudi per problemi economici, costa tanto. E fino a 3 mesi fa? Chi te l'ha fatto fare a prendere Facundo Conte? No, infatti sono domande assolutamente legittime a cui le risposte sono molto difficili da dare. Bene, ci fermiamo qua per la seconda parte, abbiamo credo sviscerato e spiegato tutto quello che può succedere domenica prossima. Nella terza parte parleremo di Astra Volley, a tra poco. Vi aspettiamo ogni giovedì sera, TV7 Triveneta, Mani e Fuori, alle 22:30. Canale 12. Potete rivedere tutte le nostre partite lunedì 23:30 su TV7 Triveneta. Ed eccoci qui per la terza parte di Mani e Fuori. Abbiamo visto abbondantemente, mi auguro di averlo spiegato nel migliore dei modi, quello che può succedere, ma lo faccio ancora vedere un'ultima volta qui nella nostra
lavagna magica, si parte da questa situazione, Padova deve recuperare dei punti, c'è il quoziente 7, ma l'hanno capito bene tutti i ragazzi dell'Astra Volley, quindi speriamo di averlo. Però comunque Stefania, mi dicevi prima che domenica non saranno dati, lo speaker non darà risultati. No, lo speaker domenica tra l'altro sarà Andrea Meoni. Poi là. Sì, domenica ci sarà Andrea. Assieme anche a Stefano? No, perché Stefano è a Miami a vedere il wrestling. Bene. Quindi sei grande... Andrea Meoni, fratello di Marco Meoni, che gioca per la salvezza a Macerata, interessante. Sì. Potrebbe fare 50 righe di colore. Però non darà i risultati al pubblico, non per il pubblico ma per i ragazzi, perché devono pensare a giocare, non a quello lo devono vincere uguale, non è che devono pensare a... No. Non è che dicono comunque se Verona perde perdiamo anche noi. In tribuna, quindi si saprà dopo... Certo. Sì, quindi tutti quanti con il proprio cellulare super mega, con il proprio, come si chiama, smartphone, quindi vedremo. Vabbè. Voi ragazzi, smartphone ce l'avete? Fuori? Ah, fuori, sì, giusto, perché sono in studio, maledetto. Allora io voglio parlare un po' con l'allenatore però qui, con Giacomo Scorziero. Tu io ti avevo scambiato per uno di loro prima, perché non è che hai molti anni di più. Beh, ne ho una decina. Una decina di più? Beh, complimenti, sei molto giovane. Allora, spiegami un po', domenica, quindi Under 16, poi vediamo cosa fa l'Astra Volley nel suo complesso, ma partiamo da questa finale provinciale che non è andata benissimo. Sì, il risultato non è andato bene perché abbiamo perso 3-1, però si può essere soddisfatti lo stesso perché i ragazzi è un gruppo sì che ha disputato il campionato di Under 16, ma abbiamo 4 ragazzi che disputano anche il campionato Under 14, abbiamo ragazzi che sono al primo anno di Under 16, quindi 98, 97. Siete andati meglio di quello che vi aspettavate? Le previsioni all'inizio anno un po' ottimisticamente avevamo detto finale provinciale con i dirigenti e alla fine è arrivata. Poi là si sa, quando si sei in finale tutto può succedere. I primi 2 set abbiamo sofferto molto la battuta del Valsugana e abbiamo attenzione perché c'è Bastianello che è del Valsugana che si sta ascoltando, guardalo, sì, guardalo. Abbiamo sofferto la loro battuta e abbiamo giocato male anche in appoggio, poi abbiamo migliorato noi la battuta, loro hanno cominciato a soffrire, furono un po' calati, noi siamo cresciuti, è venuta 2 bei set, posso dire, sono contento alla fine. Adesso comunque andate avanti, perché sì, essere secondi significa comunque andare alla fase regionale. A fase regionale che inizia il 15 di aprile, avremo un concentramento e sarà una bella esperienza. Sapete già chi sono le... molto probabilmente sarà Verona e forse Silvolley, però manca ancora un'ultima giornata del campionato regionale Silver, che è il girone che troveremo, e quindi dobbiamo aspettare l'ultima giornata che gioca proprio Verona contro Silvolley. Potrebbe non essere impossibile però. Potrebbe non essere impossibile passare. Noi ce la giochiamo. Per esperienza diretta so che l'importante è evitare la Sisley a questi livelli perché lì loro sì, ancora menano. Vicepresidente invece mi devi spiegare intanto perché io faccio sempre confusione, Astra, Fratte, spiegami bene un po' come funziona, com'è la divisione. Allora l'Astra Volley collabora con il Fratte nel senso che abbiamo fatto una scelta anche un po' difficile della serie che noi facciamo il maschile, l'Astra Volley fa il maschile e il Fratte Volley si è concentrata nel femminile. Ecco. Volevo dire che questo ha comportato anche una crescita dei dirigenti, perché non era facile, avevamo noi il femminile, avevano loro. Sì, non è facile mettersi d'accordo su queste cose. Ecco, io credo però che il futuro della pallavolo sia nelle collaborazioni, certo, sinceramente. Certo. Infatti noi quest'anno abbiamo raccolto molto, abbiamo una Serie D che è stata promossa in Serie C con 3 giornate di anticipo. Abbiamo un Under 16 che è arrivata a seconda, un Under 14 che è arrivata a seconda, il campionato provinciale, adesso proseguono il loro cammino. L'anno scorso siamo arrivati primi nel campionato provinciale Under 14, secondi nell'ambito della regione Veneto, e quindi noi intendiamo continuare su questa strada. Ecco. Dai vostri comuni, da zone limitrofe, qual è il bacino chiamiamolo così, di raccolta? L'Alta Padovana, l'Alta Padovana che va da Curtarolo a Cittadella, Santa Giustina, Fratte, quindi rimane San un po' fuori tra Baseleghe, che fa un po' storia a sé. Sì, ecco, diciamo che è un po' un onore rappresentare l'Alta Padovana, perché insomma è un bacino importante, è una cosa... Ecco, volevo dire però, spezzare una lancia a favore delle nostre piccole società, perché ecco, non si vive solo di buone intenzioni, ma anche di tutti gli euro che arrivano dagli appassionati di volley che decidono di darci una mano. Ecco, vorrei dire in qualcosa di più, le piccole società che
che sono un po' il bacino poi per le grandi società, no? Sono dove le grandi società attingono per i loro campioni, e in questo momento sono in un momento di sofferenza. Nella serie molte imprese fanno fatica a darci una mano. Ecco, io qui vorrei fare un appello, appunto, chiedere a tutte le imprese della zona se ci danno una mano. Noi siamo convinti che lavorare per i giovani sia un bene che facciamo alla società, ma non così per dire qualcosa. Siamo convinti che portiamo acqua buona nella società di oggi. Assolutamente. Ecco, quindi un appello alle imprese che ci diano una mano. Ecco. Volevo coinvolgere anche Alessandro Bastianello in questo, perché hai parlato giustamente di tessuto delle piccole società. Alessandro è un componente della FIPAV, Stefano Camporese, che tra l'altro, ecco, domenica sera mi ha mandato il messaggio perché il suo mi ha detto: dovresti farmi un busto a me e Gino Negro, che erano ospiti settimana scorsa, per l'ottimismo che abbiamo messo in trasmissione nei confronti del partito di San Giustino, ma questa è una parentesi. Però anche quest'anno i numeri della federazione sono importanti grazie a queste società, quindi è un po', come posso dire, è un circolo vizioso, no, Alessandro? Sono numeri importantissimi. Beh, intanto bisogna fare i complimenti all'Astra Volley, perché da anni macina risultati, ma non solo risultati tecnici, ma anche numeri importanti, e società molto seria e sempre stimata dappertutto, quindi un plauso sincero a questa società. I numeri della federazione sono importanti, però siamo molto preoccupati. La situazione economica, la crisi economica che incombe è forte, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Prima parlavamo di grandi squadre, di grandi società che annunciano il ritiro, il disimpegno, eccetera. Anche la base portante è in grande difficoltà, in grande sofferenza. Io credo che l'anno prossimo, se non intervengono situazioni fattori diversi, credo vedremo una grossa moria di società. La strada potrebbe essere sicuramente quella indicata dal vicepresidente, che è quella delle collaborazioni, e comunque un ridimensionamento totale di tutto il sistema è inevitabile. Tra l'altro, se non sbaglio, la federazione con Stefano Camporese, ma anche con gli altri componenti del Consiglio, sta facendo una serie di riunioni. Mi pare la prima ci sia stata a Cittadella, proprio nelle varie zone della provincia. Ne facciamo 3, una per l'alta, una per la bassa, una diciamo per la città. Proprio per questo, dici, Alessandro? Per raccogliere proprio la voce delle società, eventuali suggerimenti sulla struttura dei campionati, sulla formula, eccetera, va bene, non va bene, capire, eccetera, sulle problematiche che hanno, sui dirigenti arbitri, tutte queste cose che il grande pubblico non sa, ma che ci tocca, che fanno parte, direttamente. Ivano, è importante vedere, no, all'inizio dell'anno si fa questa presentazione al Palafabrici con tutta questa miriade di persone con la propria tuta, che è molto bello dal punto di vista folcloristico, ma diciamo mette anche in evidenza quello che è lo straordinario lavoro che dovete fare tutti i giorni, perché è vero che non ci saranno delle grossissime spese in termini assoluti di budget, ma anche è vero che avete tanti ragazzi, sti allenatori bisogna pagargli, una tuta bisogna prendergliela, una maglietta bisogna prendergliela, no? Ecco, io posso assicurarle che le società stanno vivendo un momento molto, molto delicato e difficile. Io credo però che ci sia l'humus sotto, quello buono, che ci farà andare avanti. E stiamo parlando che siamo proprio a livello di appassionati puri, cioè sono società che non hanno scopo di lucro, assolutamente. E quindi ecco, noi abbiamo la fortuna nei paesetti così di avere ancora qualche impresa che in nome proprio dell'aiuto verso i giovani e la passione per il volley, perché poi è quella che scatena. Certo. E ci danno bastano anche piccole cifre, però riusciamo a far giocare molti ragazzi. Ci vorrebbe anche a livello questo sport che è stupendo, è meraviglioso, la pallavolo è forse uno dei più grandi sport che ci sia al mondo, secondo me. A me lo dice. E credo che veramente anche piccole cifre ci possono dare una mano. Io faccio un appello ancora. Mi piace la verve che mette Silvano, perché avrà anche il giubbettino con scritto Roma. Un errore, è stato un puro caso. No, ma io ci credo, ecco. Ci credo nella pallavolo e ci credo nei giovani, soprattutto. Che Alessandro, anche che ci fossero dei vantaggi, ma anche maggiori a livello fiscale per le aziende, no? Credo, certo. Perché io ho letto
degli articoli, anzi dei libri in questo periodo in cui si parla di quanto tu puoi dedurre se fai passami il termine, una donazione a un partito politico, tantissimo, e quanto puoi dedurre se tu fai una donazione a un'associazione, a un ente pubblico, pochissimo. Questo... La leva fiscale sicuramente sarebbe importante, ricordiamo che anche un po' tutto adesso l'associazionismo delle società sportive è sotto la lente dell'Agenzia delle Entrate, che anche questo crea un problema perché chiaramente gli sponsor tendono ancora di più a non avere contatti e quindi a disimpegnarsi. Invece, come diceva il buon Silvano, anche piccole cifre ci consentono di andare avanti, perché altrimenti la soluzione è chiedere quote associative improbabili in questo momento alle famiglie. Per le famiglie, certo, che sono già molto alte adesso, perché tutto sommato, insomma, la media della provincia è circa 300 euro all'anno, adesso largo circa, ed è una cifra accessibile, 30 euro al mese, vestiti, con tutta la dotazione, assicurazione, eccetera, è una cifra che una famiglia accetta. Io ho fatto i conti senza le sponsor, invece diventare 700-800, no, cioè a quel punto c'è il rischio è una cifra che i ragazzi non vengano. Non vengono, perdiamo i ragazzi, e quindi tutta anche il nostro scopo sociale, non soltanto di far giocare, proprio di tenere in palestra sti ragazzi. Comunque, se posso dire una cosa, non per critica, però noi abbiamo qui ad esempio una società, anzi se posso dire due società che hanno fatto una scelta precisa, anche che può aver avuto dei costi in termini di soddisfazione personale, di dedicarsi nel settore maschile o nel settore femminile, fare una scelta di collaborazione che permette comunque anche alle società di andare avanti, perché ci sono altre invece che guardano al loro orticello e poi questi problemi li sentono amplificati, perché poi se una squadra non guarda fuori dal proprio campanile e fa la guerra magari con il vicino di casa, poi è l'anno buono che ti viene lo sponsor potente, là fai investimenti eccetera, lo sponsor sparisce. Anche molti casi di squadre nel livello anche nazionale e regionale che non hanno fatto la scelta magari di dedicarsi a un settore specifico o di fare collaborazioni con il vicino, che fanno un paio d'anni di grande livello e poi spariscono. Infatti negli inviti, permettimi Massimo, che faccio alle società quando vengono qua il giovedì, se hai visto, sono tutte società molto radicate nel territorio, che hanno molti anni di storia, che hanno fatto collaborazioni. Cioè, che è giusto che possono avere una visibilità, queste società che lavorano veramente bene sul territorio, quindi è anche una scelta mirata, diciamo. Prima, fuori onda, abbiamo sentito la voce di Gigi Schiavone, no Max? Però loro hanno detto, ma cos'è questo? Cos'è questo? Non andavo via se non c'era. Lo mandiamo, perché quello è come la sigla, cioè non si può prescindere. Voi conoscete Gigi Schiavone, tu di sicuro, loro? Sì, dai, ditemi di sì. Siccome si parla di scuola e di studio, scusate, di scuola e di pallavolo, quindi di studio e di palestra, tante volte non si sa mai cosa mettere al primo posto, no? E Gigi Schiavone, la prima puntata dell'anno scorso, 2 anni fa, ci ha detto chiaramente qual è la sua elenco delle priorità, che adesso vi mando perché ormai è uno spot. Prego. La classifica degli interessi. Prima cosa, lo studio. Seconda cosa, la pallavolo. Terza cosa, niente. Quarta cosa, niente. Quinta cosa, niente. Sesta cosa, chitarra. Vabbè, quello che... Noi lo mandiamo sempre, Giacomo, questo qua. Dobbiamo aggiungerci le ragazze, perché ormai in questa età... Lo so. A che posto le mettiamo, dai? Tu che puoi dirlo, non lo faccio dire a loro perché poi arrossiscono. Loro lo mettono quasi al primo, mi sa. Sì? Addirittura. In questo periodo sì. Sì. Adesso così con il sole, con il caldo, no? si muovono gli ormoni, la primavera muove gli amori. Oh, vabbè, okay. Sono stati premiati dalle fantastiche vallette comunque alla finale. Ah sì, c'erano delle bellissime vallette? Sì. Ah sì? Ma chi le ha scelte? Max Zilio? No, le scelte io. Ah, le scelte tu? Dove l'avete fatta? Parliamo di questa finale un attimo, perché insomma è stata... Sì. Tu sei anche dirigente del Valsugana, quindi l'avete fatta a? L'abbiamo fatta a Loreggia. A Loreggia. È stata una bella finale. Diciamo che 3 squadre hanno dominato il campionato tutto l'anno. Oltre al Valsugana e all'Astra c'è stato il pool volley con un incredibile girone d'eccellenza dove le 3 squadre hanno continuato ad alternarsi in testa alla classifica e valevano tutte e 3, potevano vincere tranquillamente il torneo. Per noi è stato bello perché l'anno scorso abbiamo vinto tutte le partite dell'Under 16, abbiamo perso un set, tutte abbiamo perso la finale con le 2 bande più forti che adesso sono al Padova, infortunate. Quest'anno ci siamo rifatti, un po' di fortuna, come diceva l'allenatore, 2 set dove la battuta ha fatto la differenza, poi 2 set equilibratissimi, anche là la fortuna che prima dicevamo, cioè la palla del set che sarebbe stato il 2-2 per l'Astra è stata respinta da una spalla,
è andata dall'altra parte e loro si sono incartati a muro. Cioè, per dire cosa succede. Un'ultima nota che non abbiamo detto, però l'Under 16 del Valsugana, visto che si parla molto, anche negli ultimi anni si è parlato dei grandi atleti della pallavolo del periodo storico che vanno a fare gli allenatori, è allenata da Michele Pasinato, che volevo ricordarlo perché insomma campione del mondo. Che è particolarmente commosso anche lui domenica perché ha giocato con Bovolenta e quindi era abbastanza scosso insomma, per questa cosa. Assolutamente. Bene, ci fermiamo qui per questa puntata, credo speciale di Mani e Fuori. Il primo applauso è per l'Astra Volley, per Giacomo e per Silvano, fatevelo. In bocca al lupo per tutte le vostre attività, specialmente per la fase regionale. Ok? Io ringrazio Emanuele Cricca, applauso Emanuele, in bocca al lupo. Hai capito come funziona l'ultimo punto con Roma, eh? Noi contiamo su te la battutina su 23 pari, quella va bene. Grazie a Sandro Camporese, team manager della Figlia Pallavolo. Grazie a Stefania Bottaro. Grazie a te Massimo. Se mi permetti volevo salutare un amico mio e di Sandro, ma anche di tutti noi. Ti aspettiamo. Ciao Geometra. Lui sa. Ciao Geometra, lo sappiamo. Ciao Geometra, veramente. In bocca al lupo. Max Zilio, ci vediamo domenica, calcolatrice alla mano. Grazie Massimo. Va bene, mi fido di te per la calcolo. Grazie. Lancio anch'io un salutino a uno dei soci, Marco Favero di Media 90. Ha subito un incredibile infortunio sulla neve. È macinato, però io credo che domenica, anche se distrutto, sarà presente al palazzetto. Sarà presente. Bene, grazie Alessandro Bassanello, grazie ancora per tutto quello che fai per la nostra trasmissione. Lo ricordo davvero, e questo è un appello a tutti i tifosi di pallavolo, ma anche non di pallavolo. Domenica alle 18 c'è una partita che vale una stagione. Acquistate il biglietto in prevendita, c'è tempo fino a sabato mattina, fino a mezzogiorno al Palafabris, ma anche domani, venerdì, dalle 9 alle 16 allo stadio Nereo Rocco, alla sede della Pallavolo Padova, e poi dalle 18 alle 20 ancora al Palafabris, oppure domenica alle 16. I prezzi sono davvero ridottissimi, vi danno anche una maglietta in omaggio, credo che più di così davvero non si possa fare, per stare tutti uniti a seguire la Figlia Padova domenica alle 18 con l'M Roma Volley. Noi ci sentiamo e speriamo con il sorriso sulle labbra giovedì prossimo. Buonanotte a tutti!